Sì, è un riconoscimento importante non solo per noi, ma per la Francia, per tutta l'Europa e per tutto il mondo. Tanto è vero che tutti gli altri gruppi ambientalisti e tutte le mamme belghe, danesi, francesi continuano a scrivere ininterrottamente e sono qua che aspettano che gli diamo risposta. Non è una sentenza solo per noi, è una sentenza per tutto il mondo, per tutta Europa, per tutto il mondo. Sì, oggi possiamo dire che giustizia è fatta. Questa è una battaglia che Legambiente ha iniziato nel 2014, quando il nostro circolo locale fece la prima denuncia. Si è costituito un grande fronte di popolo inquinato, tante associazioni, tante mamme, e noi siamo felici di questa sentenza che deve essere solo l'inizio, perché adesso c'è da fare la bonifica di tutto il sito produttivo e di tutta la zona inquinata con le falde contaminate. Ho chiesto una sentenza esemplare, mi pare che esemplare lo sia stato, quindi va bene così, le sentenze vanno rispettate, ma siamo soddisfatti. Dopo 130 udienze, dopo 4 anni, la sentenza rende giustizia, diciamo, rispetto a tutto quello che è avvenuto e a quello che era stato chiesto. Quindi siamo soddisfatti non tanto per le pene, siamo soddisfatti perché finalmente passa il principio che chi inquina deve pagare.